Per tutto l'anno somministrano vini strepitosi, raccontandone qualità e profumi. I sommelier del Veneto questa volta mettono in campo il cuore con Alba Vite, un'iniziativa in linea con questa raffinata professione che in prossimità delle festività natalizie AIS Veneto propone in favore della missione Mochongoi Catholic Parish in Kenya. Poche centinaia di bottiglie in edizione speciale, magnum ovviamente, di un vino particolarmente ricercato, il taglio bordolese della cantina Vignalta, che ha messo a disposizione la sua punta di diamante per sostenere una buona causa. Siamo alla quinta edizione di Alba Vite e con il piacere di riportare dentro quel magnum un grande vino, in questo caso un'eccellenza dei Colli Euganei. Che tipo di vino è? È un grande rosso bordolese dei Colli Euganei, l'azienda è Vignalta, è rosso Gemola, direi uno dei pezzi da 90 della produzione regionale. L'iniziativa di Alba Vite sta in piedi, riesce a raccogliere i risultati che ha raccolto in questi anni proprio perché ci sono delle grandi aziende venete che si mettono a disposizione e danno la possibilità ai nostri consumatori, ai nostri degustatori di poter portare nella propria cantina una grande bottiglia da collezione e poter magari fare anche un bel regalo visto che ormai siamo in vicinanza delle festività. Ogni anno infatti una delegazione provinciale di AIS Veneto seleziona un'eccellenza enologica della regione che viene imbottigliata in un esclusivo formato e posta in vendita a un prezzo speciale. I fondi raccolti vengono destinati a iniziative benefiche e quest'anno la scelta è spettata alla delegazione di Padova. È un progetto tra l'altro che conosciamo personalmente perché riguarda una persona a noi vicina e quindi è una soddisfazione doppia per questo. Ecco, per Natale è un brindisi importante con questo vino. È un brindisi importante, è un brindisi anche un po' particolare vista l'annata che ha determinato questo prodotto, quindi riteniamo che sia senz'altro un Natale da ricordare. La missione di Mochongoi in Kenya non serve a costruire pozzi o ospedali, ma a realizzare un incontro tra comunità che spesso sono in conflitto, anche solo per spirito di sopravvivenza, in questa regione molto povera. Si occupa di mettere insieme due etnie, Kikuyu e Kalenjin, che hanno vissuto forti tensioni nel post-elettorale nel 2007 e momenti di tensioni e di difficoltà nel 2013. Ad oggi una terza etnia sta prendendo piede in questa regione e creando delle difficoltà di convivenza tra le varie comunità in base alle poche risorse che hanno a disposizione. Quindi l'impegno di questa associazione è molto nobile e ambiziosa, aiutare delle persone a scoprire le loro necessità e viverle insieme costruendo un futuro a partire dalle loro diversità. Un paese che io conosco molto bene, avendo anche come delega la cooperazione internazionale, anche l'amministrazione è impegnata per aiutare questi paesi in via di sviluppo con attività e progetti seri, fattivi, ma soprattutto laddove ce n'è bisogno. Alba Vite è quindi un vino del cuore che racchiude tutta l'essenza dello spirito solidale AIS Veneto, così come il Natale vuole celebrare la gioia della condivisione, Alba Vite vuole essere un dono delicato all'infanzia in difficoltà.